La DIA di Genova ha portato a termine un'indagine condotta all'interno dei lavori di ricostruzione del Ponte Morandi, dove sono stati arrestati 2 esponenti di una ditta affiliata a clan camorristi. La ditta edile in questione è la Tecnodem SRL di Napoli, per la quale è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare su 2 persone, una donna, considerata come prestanome, e per Ferdinando Varlese, pregiudicato di 65 anni, affiliato al clan camorrista dei D'Amico e domiciliato a Rapallo. La Tecnodem aveva lavori in subappalto per 100.000 euro nell'ambito delle opere di demolizione del ponte in questi giorni, e Varlese è stato arrestato con l'accusa di intestazione fittizia di beni aggravata dall'aver commesso il fatto per agevolare il clan del Rione Villa di Napoli. Tra le condanne riportate da Varlese emerge la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli nel 1986 per associazione a delinquere. Oltre ai 2 arresti sono state avviate altre operazioni di perquisizione tra Genova e Napoli per cercare di porre un freno all'infiltrazione mafiosa nei lavori per la ricostruzione del ponte. Le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al convegno Dal Sud per l'Italia, Cultura, Economia e Innovazione. Quale futuro? Il governo non vuole assolutamente quindi arretrare per quanto riguarda il rilancio del Sud. Il rilancio del Sud non c'è una ricetta che può funzionare. C'è un'attenzione costante e una visione strategica che può rilanciare il Sud. Il riscatto del Sud è affidato innanzitutto ai meridionali. È affidato ai meridionali perché è chiaro che se in quella concezione relativa si avverte nella periferia del mondo non si va da nessuna parte. Bisogna pensare di stare su al piano superiore e non al piano inferiore. Nel 2018 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata a un tasso sostenuto del 6,5%, raggiungendo quasi 42 miliardi di euro. A dirlo sono i dati delle indagini della Banca d'Italia sul turismo internazionale. A dare la spinta maggiore sono i turisti provenienti dall'Europa e dal Nord America. Dall'altro lato, la spesa dei viaggiatori italiani all'estero è cresciuta in modo meno marcato del 3,8%. Quel che ne deriva è un aumento dell'avanzo della bilancia dei pagamenti turistici dello 0,9% del PIL, da 0,8% nel 2017. Aumentano le spese dei viaggiatori provenienti dalla Germania, dalla Francia e soprattutto dal Regno Unito, paesi da cui deriva oltre un terzo delle entrate. Nel 2020 Facebook lancerà una sua moneta virtuale chiamata Libra. Il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, ha anche annunciato la nascita della sussidiaria indipendente Calibra, che si occuperà dei servizi per inviare, spendere e conservare Libra. I servizi inizieranno con un portafoglio digitale disponibile su WhatsApp, Messenger e un'app dedicata, che consentirà di mandare Libra a chiunque abbia uno smartphone. Zuckerberg ha poi aggiunto: "Nel tempo speriamo di offrire più servizi alle persone e alle imprese".